Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardis. Tanta elettricità c'è a Milano e non solo, ma comunque tanta elettricità sicuramente quando compare Carla De Bernardi con la sua rubrica La grande città. Buongiorno Carla. Sì, alla grande, ho avuto colloqui altissimo livello, altissimo profilo. Guarda, ho trattato cose di eccezionale importanza per il futuro dell'umanità e adesso sono tornato così. Così come se niente fosse. Faccio calare dall'alto la mia presenza come il Deus ex machina. Ti lascio subito la parola. No, ti lascio subito la parola perché tu ci devi parlare oggi di una data che abbiamo già citato. Il 29 maggio del 1176, se non ho capito male, giusto? Roba fresca. No. È anche la festa della Lombardia oggi, tra l'altro. Mm. Perché trae spunto proprio da quella data lì. Quando, diciamo così, i Lombardi sconfissero il Barbarossa sostanzialmente. Più o meno, insomma. Sì. Sì, la conosco bene. Ecco, io ho parecchi amici di Legnano. Mi senti? C'è qualcosa che non va con l'audio? Ti sentiamo benissimo, Carla, ti sentiamo perfettamente. Vabbè, allora mi sento anch'io. Vabbè, Legnano fa parte, lo sappiamo, della città metropolitana, no? Sì. Quella specie di creatura che tutti dicono che esista, ma in realtà non si sa. È come l'araba fenice, no? Sì, esattamente come l'araba fenice. Nella piazza Monumento, si chiama così, nome appropriato, a Legnano c'è il guerriero di Enrico Butti. Il guerriero, vabbè, intanto Enrico Butti è un signore che a Milano ha fatto tante belle cose e invito i milanesi ad andare a vedere, se non l'hanno ancora fatto, il monumento a Giuseppe Verdi in piazza Buonarroti e il monumento a generale Giuseppe Sirtori ai Giardini Pubblici, perché sono due monumenti strepitosi. Il guerriero è praticamente un guerriero che sguaina una spada. Tu ho visto che hai messo una foto. Sì. E questo guerriero. Beh, insomma, da questa radio ne sappiamo qualcosa di quel guerriero lì. Cosa? Da questa radio ne sappiamo qualcosa di quel guerriero lì. Me lo posso immaginare. Sembra però, dicono, io nel mio libro l'ho scritto, poi se non è vero verrò smentita, che non sia realmente esistito Alberto da Giussano, ma che sia un'invenzione di Galvano Fiamma, che era uno storico, perché voleva contrapporre a Barbarossa un personaggio altrettanto epico, che in realtà mancava. E quindi si inventa questo Alberto da Giussano, che sarebbe come si dice, il capo di una compagnia, cosiddetta Compagnia della Morte, formata da 900 cavalieri che ricevevano un anello d'oro come appartenenza, no? E che venivano decapitati in caso di tradimento o di diserzione. Allora, è mitologica o mitica questa Compagnia della Morte, e comunque Alberto da Giussano, come dicevi tu prima,
ha dato una forte impronta anche alla nostra modernità, no? Perché è stato preso ad esempio da un movimento politico importantissimo che vive e lotta insieme a noi, che è la Lega, prima di Bossi e adesso del buon Salvini. Al di là di qualsiasi appartenenza e idea politica, lo dico, Giulio, non voglio polemiche cronaca, tipo quella lì è leghista piuttosto che non è leghista, per carità, sto soltanto parlando di storia. Esatto. Allora, Kaiser Robert venne a Milano, calò in Italia 5 volte. Lui aveva una idea di uno Stato unitario, no? Cioè lui è molto prima dell'Italia come Stato unitario. Al momento al sud c'erano i Normanni, ma lui voleva riunire tutta l'Italia in un unico grande Stato confederato, quindi aveva veramente anche lui delle buone idee, non riuscì mai a farlo. E lui nacque nel 1118 e morì nel 1190, mi pare, possibile? Sì, aspetta che controllo per non dire una stupidaggine, perché ne dico tante. Morì nel 1190, sì, il 10 giugno, quindi fra poco anche l'anniversario della sua morte. Durante una crociata, lui, dopo essere stato 5 volte in Italia e a Milano e averla distrutta, tra l'altro ci sono alcune monumenti, chiesette milanesi che ricordano questo fatto e adesso le racconteremo. Lui parte per la terza crociata, che era stata indetta da Gregorio VIII, per contrastare come si chiama, il sultano Saladino che aveva occupato Gerusalemme. Durante questa crociata lui, carico di un'armatura molto pesante, ormai molto vecchio, e probabilmente anche deluso dal fallimento di questo suo progetto unitario che non era riuscito a portare a termine, attraversando un fiume che si chiamava il fiume Goksu, oppure anche il fiume Salef, era detto anche il fiume Salef, lui annega. Ma la cosa strana è che uno storico arabo dice che l'acqua gli arrivava a malapena ai fianchi, e quindi è proprio perché probabilmente è affogato perché è stato tirato giù dal peso dell'armatura, non è riuscito a ritirarsi su perché era vecchio e malato, e quindi au revoir et merci al nostro Barbarossa. Ma lasciò un'eredità importante, perché prima di partire per l'Oriente, scusami, aveva benedetto in Sant'Ambrogio il matrimonio di suo figlio. Suo figlio era Enrico VI, io sono dislessica con i numeri, quarto e sesto per me sono uguali, per me pari sono. Aveva benedetto il suo figliolo Enrico VI, detto il Severo, quindi doveva essere, o anche il crudele, quindi doveva essere un tipetto anche lui simile poco al raccomandabile, con Costanza d'Altavilla, che era la figlia postuma, nata postuma del re normanno Ruggero II di Sicilia. Ma perché sono interessanti questi due? Perché diedero i natali, nacque dalla loro unione Federico II di Svevia, che sappiamo benissimo essere un personaggio strepitosamente importante, era noto come Puer Apuglie, figlio di bimbo di Puglia, o Stupor Mundi, lo stupore del mondo. Vabbè, ora non parleremo di lui perché con noi non ci azzecca tanto, e torniamo al nostro Barbarossa. Dicevo prima che ci sono 2 chiesette a Milano che sono importanti, sono legate alle discese di Barbarossa. Una è la chiesa di San Protaso, si dice così o si dice Protaso? No, Protaso, credo Protaso, Protaso. Protaso. La chiesetta di San Protaso in via Osoppo. No, la chiesetta di San Protaso è sullo spartitraffico di via Lorenteggio. Ah, ok, quella piccolina. La chiesetta delle Lucerte, sì. la chiesetta delle Lucertole, perché c'ha sempre le lucertoline al sole. La chiesetta delle Lucerte, lui voleva distruggerla durante la sua seconda discesa, mi pare, sì, in cui distrusse Milano, proprio la rase al suolo, e chiamò anche da tutte le città vicine tutti a venirsi a prendere tutto quello che volevano, a saccheggiare la città, per vendicarsi dei soprusi che pensavano di avere subito da Milano. Quindi Milano fu veramente rasa al suolo. Eccola qua. Lui voleva distruggere anche San Protaso. Eccola ma qua. Poi la Gesetta la stiamo vedendo adesso, l'oratorio di San Protaso. È delizioso. La Gesetta, l'intorno erano stanziate le sue truppe, lui voleva distruggerla, però poi cambiò idea, si raccolse in preghiera e evidentemente la sua preghiera venne accolta perché arrivò la vittoria. E tra l'altro ci sono 2 begli affreschi nella Gesetta, una Madonna del Divino Aiuto e una Santa Caterina da Siena.
Tra l'altro si dice che i Visconti la usassero, che ci fosse un passaggio sotterraneo. No, scusami, i Visconti la usassero quando andavano a caccia, perché lì era territorio di caccia dei Visconti, ma che i Carbonari la usassero invece come luogo di raccolta, di cospirazione, e sembra che ci fosse un passaggio segreto che gli consentivano di andare e venire col centro città. Pensa che allora la Gesetta era in aperta campagna. Sì. Poi c'è un'altra chiesa importante, che è la chiesa dell'Ortica, che ci hanno cantato Enzo Iannacci con Faceva il palo nella chiesa dell'Ortica. Io canto malissimo. Hanno ammazzato il Mario in bicicletta di Dario Fo e la Rita dell'Ortiga di Nanni Svampa e Georges Brassens l'hanno celebrata, e la chiesa dell'Ortica fu costruita dai milanesi quando poterono tornare in città dopo molti anni, dopo la distruzione totale, no? Barbarossa era anche legato alla nascita del Naviglio, ma di questo abbiamo già parlato. Comunque fu il Ticinello che divideva Milano da Pavia. Barbarossa era alleato con Pavia. Milano, quando esonda il Ticinello, lo allarga e piano piano viene trasformato nel Naviglio Grande. Però appunto di questo abbiamo già parlato a suo tempo, non tornerei sull'argomento, benché, come sai, una delle mie passioni sarebbe riaprire i navigli. Vabbè, e quindi questi due luoghi milanesi sono celebri. Per chi non li conosce, li invito ad andarli a vedere. La quarta incursione, allora lui ne fece 3, no? A parte che a Porta Vittoria, sulla porta, c'era un bassorilievo di una donna con la gonna alzata che si radeva il pube, no? E si dice che quello fosse stato messo dai milanesi proprio in scherno a Barbarossa, aspettando che tornasse a Milano, e rappresenterebbe la moglie di Barbarossa, perché l'idea era che, siccome lui aveva raso al suolo Milano, si metteva all'immagine l'effigie della moglie che si radeva le parti intime. Questo bassorilievo esiste effettivamente ed è al castello. Io non l'ho visto, ma so che è al castello. E adesso, visto che stiamo finendo, cos'altro possiamo dire? La battaglia di Pontida. Allora, la battaglia di Pontida fu combattuta dalla Lega Lombarda. La Lega Lombarda veniva fuori dall'unione tra la Lega Veronese e la Lega Cremonese. Viene fondata la Lega Lombarda a Pontida il 7 aprile 1167, e sai che Bercé scrisse quella bellissima poesia: sì. L'han giurato di ho visto in Pontida, convenuti dal monte e dal piano, l'han giurato e si strinser la mano, cittadini di 20 città. Cos'era il patto di Pontida? Il patto di Pontida era ricostruire Milano, cosa che verrà fatta. E verranno fatte anche nuove mura, perché le mura che erano state costruite da Guglielmo da Guintellino erano fragili, erano in legno, e quindi erano state abbattute o bruciate dal Barbarossa. Quindi il giuramento in Pontida io trovo bellissimo, l'hanno giurato gli vinti in Pontida convenuti dal monte e dal piano, è meraviglioso. E le mura che vennero ricostruite erano le mura che poi divennero mura spagnole e che avevano le stesse porte che ci sono adesso. Le porte milanesi esistevano già allora e esistevano ancora prima in epoca romana, sono sempre le stesse porte, sempre fritte e rifritte. E il 29 maggio, appunto, a Legnano, la Lega Lombarda sconfigge il Barbarossa. Sconfigge il Barbarossa guidata da Guido Dall'Andriano e col famoso carroccio. Il carroccio era questa specie di carro semovente, certo i carri si muovono, carro su ruote, che all'interno conteneva una specie di pronto soccorso per i feriti e un altare dove veniva detta la messa. E il carroccio è rimasto il simbolo di questa grande vittoria milanese, e come dici tu, oggi è la festa della Lombardia, sì, che è strettamente collegata a questo evento. E credo che con questo... Carla, abbiamo fatto una bellissima ci sì, hai fatto fare una bellissima carrellata. Un po' confusa, mi scuso, ma ogni tanto mi riguardo il libro perché è difficile, sai, ricordarsi 2600 anni non è di storia. confusa, non è confusa, è rapsodica, è tutta un'altra cosa.
Allora, ringrazio della stima. io ringrazio invece Carla De Bernardi, come tutti i lunedì, poi ci risentiamo anche settimana prossima, credo. Quindi grazie Carla, Sì, buona settimana. sicuramente settimana prossima. C'è un Benissimo. ponte, no, credo? Sì, però è venerdì, quindi ce la caviamo. Lunedì siamo Noi in ce la pista. capiamo. Vabbè, parleremo di nuovo dei sindaci, perché abbiamo cominciato già. la carrellata dei sindaci, andiamo avanti. Grazie mille a Carla De Bernardi. Grazie a tutti voi che Buona mi settimana. ascoltate, grazie. Buona settimana. Ci sentiamo tra poco. Chiusura, sigla e poi una piccola dedica, proprio piccolina. Avete ascoltato La grande città con Carla De Bernardi. Bellissimo sto pezzo di Finardi del tempo che fu, un vecchissimo album di Eugenio Finardi, altro illustre milanese, e comunque no, la dedichina la facciamo con tutto il cuore a 4 persone che fortunatamente continueranno ad arricchire la nostra scena culturale italiana. La dedichina va a Fabio Fazio, a Roberto Saviano, a Michele Serra e a Marco da Milano, i cui lumi intellettuali per fortuna non si sono spenti, continueranno a come dire, illuminare il nostro percorso e noi li ringraziamo con questo simpaticissimo refrain. Wow, ui, 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 ui.